si va alla virata di metà gara con Maddalena Vettoretti che va in testa con il passaggio di 1.02.45, Emma Fabretto ha virato in seconda posizione 1.04.40 e poi Samuela Da Rossi 1.04.90. Ma Emma Fabretto è stata medaglia di bronzo ai campionati italiani giovanili a Riccione nella prova dei 200 farfalla, nell'edizione però del 2010 dei campionati italiani giovanili. Fabretto era stata 2 volte bronzo negli 800 e in questa gara dei 400 stile libero. Intanto la Vettoretti non si lascia intimidire, 1.36.35, lei continua a condurre con la Fabretto che insegue a 2 secondi e 55, 38.90 per lei di passaggio, e poi la Urbancic 1.39.06. Vettoretti a metà gara vira in 2.10.89, la Urbancic 2.13.16 e poi la Fabretto 2.13.58. Vettoretti, Urbancic, Fabretto nell'ordine le 3 atlete quando ci si avvicina al passaggio dei 300 metri della serie numero 2. Tra poco la presentazione della prima serie junior femmine di questa specialità. Intanto ai 300 metri Maddalena Vettoretti 3.20.43, si avvicina la Urbancic 3.21.51, poi la Fabretto 3.24.13. Attenzione, il medico di servizio a disposizione. Mentre mancano 2 passi alla conclusione della serie numero 2, ancora Vettoretti, Urbancic. Andiamo a presentare la prima serie. Ilaria Carlotta Rappon, Plenty Veredo in corsia numero 1. In corsia 2 la vice campionessa italiana giovanile dei 200 e 400 misti, Vanessa Andretta, nuoto di nuoto. In corsia 3 Marta Giovannoni, SC nuoto. In corsia 4 è la vice campionessa italiana giovanile di categoria dei 400 stile libero, Laura Sossai, rana azzurra. In corsia 5 Angelica Sinibaldi, Pesaro nuoto. In 6 Claudia Morandin, Veneto Banca Montebelluna. E intanto c'era il rush finale della serie 2 con la Urbancic che allo sprint fa meglio della Vettoretti, 4.28.76 per la Urbancic, 4.29.25 Vettoretti. Fabretto chiude terza in 4.35.01 e dunque Urbancic in testa.